Facilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso. Benvenuti al Meteo. Residua instabilità sulle nostre regioni dove comunque il tempo tenderà a ristabilirsi e sarà via via più asciutto e stabile. Vediamo il dettaglio di mercoledì 10 luglio. Sul Veneto il cielo risulterà spesso nuvoloso al mattino con qualche occasionale precipitazione a carattere sparso. Dal pomeriggio avremo maggiori spazi soleggiati e entro sera i fenomeni saranno in cessazione dappertutto. Temperature in calo con minime tra 16 e 22 gradi, massime più o meno stazionarie tra 25 e 28 gradi circa. Molte nubi anche sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino il cielo risulterà infatti coperto e non si escludono dei piovaschi sparsi. Asciutto e stabile anche con più sole invece nella seconda parte della giornata. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime tra 26 e 30 gradi circa. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige. Avremo occasionali acquazzoni durante la giornata, specie sui settori meridionali della regione. Sarà più soleggiato invece altrove. Fenomeni in esaurimento ovunque entro la serata. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime oscillanti tra i 29 e i 30 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Facilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso.